Diletta, come vedete, ha 6 anni e 3 mesi, perché è nata il 30 settembre, adesso va in prima elementare, una bambina super vivace. Diletta è stata una bambina piuma. Quando è nata, dopo appena 25 settimane di gestazione, ci racconta papà Massimo, pesava 760 grammi. La sua gemella Camilla aveva avuto delle complicazioni ed è morta dopo il cesareo, ma lei ha resistito e grazie alle cure della terapia intensiva neonatale di Padova è cresciuta e ora ha 6 anni e una delle tantissime storie a lieto fine da raccontare in questa giornata che ricorda la prematurità. Esperienza di vita molto 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 impegnativa, ma fortunatamente felice, perché poi dopo 3 mesi, il 30 dicembre, con la bambina che pesava 1,8 kg, portiamo a casa Diletta. I bambini così tanto prematuri chiaramente poi affrontano un percorso anche post ricovero in terapia intensiva di qualche anno, perché nascono con tutta una serie di problemi. Considerate che nascono senza stomaco, senza polmoni, sempre con problemi agli occhi, e quindi poi insomma comincia questo ulteriore percorso. Io ringrazio sempre la terapia intensiva e l'ospedale di Padova, non soltanto perché insomma, abbiamo portato a casa la nostra bambina, ma soprattutto per l'umanità che hanno sempre dimostrato. Bimbi prematuri nati prima della 37esima settimana negli ultimi 20 anni sono 6.000 quelli sopravvissuti e curati nella neonatologia di Padova, Hub Veneto e per il Nord-Est, all'avanguardia con il suo team operativo 24 ore su 24 per il trasporto di neonati prematuri tra gli ospedali, anche in ECMO. 30 anni fa le aspettative di vita per i bimbi piuma erano del 40%, ora la medicina ha fatto passi da gigante, come testimonia la storia di Diletta. Oggi siamo arrivati a una sopravvivenza del 90%. Vi dirò anche che grazie alle nuove tecniche, ai miglioramenti che abbiamo avuto, alla scoperta di farmaci molto importanti come il surfactant, che è una sostanza che manca a questi bambini quando nascono, riusciamo a far sopravvivere anche bambini sempre più piccoli. Oggi abbiamo ricoverato in questo momento 3 bambini che sono nati 500, 2 e 600 grammi un altro.